Sì, un'iniziativa che è stata promossa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il suo comandante, l'ingegnere Barbera, ma che poi ha visto realizzare un accordo, diciamo, di squadra che per un progetto è una esercitazione che questa volta riguarda sia la tutela, ma riguarda la tutela dei visitatori, che è altrettanto importante come la tutela dei nostri monumenti e del paesaggio. Quindi un'attività che vedrà all'opera la possibilità di interventi in situazioni, diciamo, di emergenza, e che riguardano sia la Valle dei Templi e sia la parte più specifica, il Giardino della Colimbetra, attraverso la sua complessità, diciamo, di visita, potrà consentire l'effettiva realizzazione di una prova simulata. E quindi questo perché? Per accrescere, diciamo, il valore dell'intera area, perché così viene connotata da un rispetto per la tutela e per la salute dei visitatori. Sono di quei progetti che non fanno altro che aumentare il livello qualitativo di quello che si può offrire al visitatore nel suo complesso. Buongiorno, l'iniziativa è quella di permettere ai vigili del fuoco un addestramento per essere sempre più all'altezza dei compiti istituzionali assegnati e quindi essere pronti, preparati, efficaci e efficienti per l'incolumità collettiva. I dettagli dell'esercitazione darò la parola al collega, all'architetto Pietro Vassallo, per gli scenari operativi di dettaglio. Sintetizzo che questa esercitazione nella location incantevole del Parco Archeologico della Valle dei Templi vedrà impegnati il Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, ma anche dei nuclei specialistici della Direzione Regionale Sicilia. Ci sarà una simulazione di intervento di soccorso con elicottero, ci saranno i nuclei cinofili impegnati, le attività di ricognizione con droni. L'esercitazione sarà il momento per testare le nostre procedure di intervento con l'impiego di nuclei specialistici sia a livello provinciale che a livello regionale. L'esercitazione consisterà di più fasi. La prima sarà per il recupero di una persona all'interno di un costone, quindi con tecniche SAFFI. Come parte preliminare ci sarà l'individuazione della persona dispersa con l'impiego di unità cinofili e unità SAPRI, che sarebbe il drone per il monitoraggio dall'alto o per individuare le persone. Successivamente quindi simuleremo un infortunio di un soccorritore con il recupero di un piano inclinato. Nella seconda parte dell'esercitazione ci sposteremo dal lato Tempio della Concordia, dove con elicottero WWF e dei soccorritori quindi ci sarà il recupero di una persona che è caduta dal costone, quindi, e poi faremo attività collaterale anche su quello sito con i SAPR e i cinofili. Questa è l'esercitazione che, diciamo, come detto prima, serve a noi nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura, quindi di mettere in campo tutte le specializzazioni del Corpo Nazionale per ricerca persona in ambiente impervio. Il FAI, il Giardino della Colimbetra, è estremamente contento di accogliere questa esercitazione organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi. Siamo veramente contenti perché troviamo sia un'occasione utilissima, a partire per noi che gestiamo e tuteliamo i nostri luoghi ogni giorno, e perché appunto cultura è anche cultura della sicurezza. Invito pertanto tutte le scuole a partecipare. Cominceremo alle 8:30 di sabato 5 aprile nei pressi del Giardino della Colimbetra del Tempio dei Dioscuri. Verrà proprio attrezzato un campo di soccorso, quindi si partirà dal Tempio dei Dioscuri, poi ecco, si svolgeranno le prime operazioni di soccorso ovviamente simulato, per poi arrivare al culmine, al Tempio della Concordia, con una veramente esercitazione o meglio un'iniziativa spettacolare. Noi quindi vi aspettiamo e vi diamo appuntamento a sabato 5.